Eccomi qua, cari amici, volevo dire che sono tornato a casa, volevo darvi un messaggio positivo, ma solo un messaggio perché sono diventato negativo. Da stamattina sono negativo, il tampone è negativo, sono tornato a casa e questa vuole essere una testimonianza, un ringraziamento a quelli che mi hanno whatsappato, messaggiato, mi sono stati vicini in questo momento, in questi momenti così difficili che ho trascorso in un ospedale, perché questo virus è fedente. Non abbassate la guardia, questo virus è cattivo, è subdolo, è infido e io ho capito che attacca dove le difese immunitarie sono basse. Quindi quando uno è immunodepresso non sono necessarie patologie gravi, quindi non state a sentire Achille che dice una semplice influenza, no, non è vero. Il virus si attacca se uno ha un deficit, ha delle carenze immunitarie. Io sono stato molto attento in questi mesi e purtroppo ha beccato anche me. Ne parlavo col mio compagno di stanza, Biagio, che voglio salutare. Abbiamo condiviso le stesse difficoltà e siamo usciti insieme, per fortuna. Però volevo ringraziare soprattutto il personale sanitario del Cotugno, che mi ha confortato. È un'eccellenza il Cotugno della sanità italiana, ma senza questi angeli custodi, bardati, blindati, voi sapete che loro sono mascherati, io li riconoscevo dalla voce, dalla postura, e quindi voglio ringraziare Nenzi, Carmine, Antonio, Cesare, Augusto, Marina, Donata, che hanno dato un affetto, un conforto morale, oltre alle terapie, decisive. Ragazzi, bisogna stare attenti. Io ho vissuto in prima persona la difficoltà del momento. Questo virus non guarda la carta d'identità, perché ho già visto arrivare gente di 30 anni, 40 anni, in ospedale, in terapia intensiva. Bisogna portare la mascherina sempre sul naso, quella omologata, vera, ufficiale, non quella ballella che fa pandanno con giubbine e sta meglio con pullover. E bisogna evitare contatti inutili, abbracci inutili, uscite inutili, perché il virus c'è e fa male, e ve lo dice uno che è stato sul campo. Stamattina mi ha telefonato un amico e mi ha detto: è proprio un anno di merda, a GT secondo me pure a merda pigliati distanza da Stan. E per il 2021, a verità, io volessi vedere il primo trailer. Grazie a tutti, mi siete stati vicino e non lo dimenticherò. Il peggio è passato, un bacio, scusatemi.